conosce sono la Guardia Grando, mi chiamo Roberta Di Mambro. Penso che la professoressa Annelli Zammarchini la conoscete tutti, anche perché vedo delle facce note ed aficionados ai suoi numerosi interventi molto significativi. Siete stati meravigliosi a venire con una giornata come questa, quindi siete coraggiosi e vi auguro buon ascolto e divertimento. Grazie della splendida ospitalità in questa sede meravigliosa, come al solito, alla Guardia Grando, e questa sera vi parlerò dell'ultimo libro che ho scritto sull'isola di San Servolo. Voi vi chiederete perché San Servolo, un'isola così periferica, così piccola, ma c'è un perché. In questi ultimi anni le isole della laguna, quelle più periferiche, che erano state destinate negli ultimi decenni alla sanità, sono state vendute a privati. Ora Venezia è un arcipelago e le isole stanno alla città come i quartieri stanno alle altre città di terraferma. In nessuna città della terraferma ci si sognerebbe mai di vendere un intero quartiere. Ci sarebbe una sommossa. E queste isole sono costituite da edifici, da strade, da orti, da giardini e costituiscono da sempre un polmone naturale dell'arcipelago Venezia. E quindi, passandovi in rassegna solo qualche esempio, vi ricordo che Poveglia è stata dismessa nel 1968, è stata addirittura Lazzaretto al tempo della Repubblica, poi è stata una lungodegenza dell'ospedale al mare, era stata anche una stazione sanitaria. Comunque è dismessa nel 68, il Demanio aveva fatto una gara, un bando d'asta, che era stato vinto da un imprenditore, Luigi Brugnaro, poi però la cosa era stata impugnata da una serie di associazioni veneziane, Poveglia per tutti, che aveva concorso. Siccome il bando era stato chiuso per la modica cifra di 517.000 euro, poi sotto la pressione anche della popolazione, il Demanio aveva ritirato l'asta, l'aveva resa nulla e proprio nel 2025 la parte verdi dell'isola, il polmone verde dell'isola, cosa comune alla laguna e ai cittadini, è stata data in concessione, mi pare trentennale, a questa associazione Venezia di Tutti. Tutti i cittadini allora avevano cercato di concorrere al bando d'asta mettendo una piccola somma ciascuno. Ma era un segnale importante, era un segnale chiaro che i veneziani residenti considerano questo arcipelago come una cosa comune a tutti, che non si può liquidare soprattutto in quelle parti insulari che sono l'essenza costitutiva della nostra città. Quindi altre isole sono state Saccasessola, dismessa nel 79, che è stata venduta e che attualmente non è più Saccasessola ma Isola delle Rose, è della Marriott, ma poi probabilmente sarà venduta a qualcun altro. Quindi destinazione turistico-alberghiera, se qualcuno vuole andare a visitarla deve andare a cena o a prendere un cocktail. Privatizzata con dei bellissimi oliveti, con dei bellissimi giardini. Poi San Clemente, dismessa nel 1992, ne parlerò anche alla fine della relazione, è stata ospedale psichiatrico, prima è stata sede di monastero e San Clemente è diventata appunto un hotel internazionale. San Clemente fra l'altro ha una chiesa con all'interno la cappella della Madonna di Loreto che è stata costruita per voto in seguito alla peste del 1630. Ne ho parlato, ne ho fatte anche dei filmati che voi trovate nel mio sito di YouTube.
Un altro esempio è l'Isola delle Grazie, che era ospedale degli infettivi, che è stata dismessa nel 1992. Vedete la sua centralità, è proprio fra il Lido e l'isola della Giudecca. Anche questa è un'isola baciata dalla natura perché è piena di giardini e consta di vari edifici. Hanno fatto una prima asta nel 2015, l'ha vinta Giovanna Stefanel, con una sua impresa immobiliare. Poi era stato impugnato per vari motivi, finché di nuovo nel 2022 è stata riaggiudicata alla Stefanel. Ma ancora, diciamo, un pezzo di un'isola, non un'isola tutta intera, l'Ospedale al Mare. L'Ospedale al Mare è una vera e propria città nel sole. Questa è una foto della metà del Novecento e anche questa è stata liquidata con due strade pubbliche, 3 fili di edifici e la spiaggia. Questa ha avuto un destino diverso, doveva diventare sede di 2 resort e invece è stata venduta a questa Compu Medical Group, che ne vuole fare una città della scienza del futuro per le attività informatico-mediche. Questi sono 3 esempi di come la nostra città talvolta sia venduta a pezzi senza che ci sia contezza da parte della popolazione. E in questo contesto di vendite e liquidazioni più o meno condivisibili, ma comunque di fatto esistenti, San Servolo è un po' un esempio a parte. Perché un esempio a parte? Perché è un'isola che da manicomio passò poi, dopo la legge Basaglia dell'80, passò in proprietà alla provincia, anziché passare all'USL, che poi, come vi dicevo, ha liquidato tutti questi beni comuni. Invece la provincia l'ha restaurata con i fondi internazionali e nel 2004 l'ha restituita alla fruizione pubblica. L'ha affidata alla San Servolo Servizi, che fa delle convenzioni e per diverse finalità pubbliche o scientifiche e la utilizza. E ci sono poi anche dei musei, una parte museale. Quindi San Servolo è stata anche riaperta e restituita alla popolazione. Tutti noi possiamo prendere il nostro vaporetto a San Zaccaria, è ogni mezz'ora, e andiamo. A me piace vedere certe volte dei giovani con i loro cani che fanno correre, li portano a far correre i loro cani nei giardini di San Servolo. C'è un ristorante che si chiama Matti dalle Gare e insomma c'è anche un centro congressi. Allora questo può essere un uso più aperto, più conservativo di quella isola che fa parte dell'arcipelago Venezia, che non è interdetta ai veneziani. Ma questa storia io l'avevo scritta in un volumone un po' impegnativo nel 2004, appunto su richiesta della provincia, e avevo fatto una gran ricerca, come al mio solito, negli archivi. Oggi perché la ripropongo in un libro che vuole fare la concorrenza al cellulare, cioè un libro leggero, non per il contenuto, ma leggero perché si può mettere in borsa e non pesa, perché lo si può sfogliare in vaporino, perché ha le immagini in bianco e nero, perché ho pensato che chi lo leggeva poteva leggerselo in vaporino e poi andare a riempirsi gli occhi del sole, della luce, delle piante, dei quadri della chiesa e così via. Proprio perché, a mio avviso, oggi bisogna dare delle comunicazioni scientifiche, fra virgolette, cioè basate su documenti che magari nessuno conosce, in modo tale che entrano nella memoria collettiva, sia dei veneziani, che certe volte conoscono poco la loro città, ma sia anche dei foresti, che vengono, che credono che Venezia chiuda alle 7:30, o che credono che a Piazza San Marco si arriva in macchina, e così via. Quindi io credo che, e mi preoccupa, che questa città
sia troppo spesso usata come un contenitore dalla memoria a perdere. E io questa memoria, siccome sono molti decenni che vado negli archivi e che ho cercato di conoscere questa memoria, cerco di restituirla ai cittadini, abitanti e anche non. Attenzione, perché a Mestre ho avuto una soddisfazione enorme, c'è un pubblico foltissimo che segue proprio per riappropriarsi della memoria di Venezia, ma soprattutto anche a chi viene. Ora, San Servolo è la sede della Venice International University, cioè di una serie di 22 università di tutto il mondo che mandano dei gruppi di studenti per fare dei corsi di alta preparazione. Adesso le fanno sull'intelligenza artificiale e così via. Le fanno in inglese e comunque è un esempio di come Venezia possa essere una città per una cultura di eccellenza, non certo potrà essere una città per gli studenti. In tutto il mondo hanno creato dei campus fuori per offrire agli studenti universitari spazi verdi, sale gioco, sale sportive proprio per la loro esuberanza. Mi fa un po' ridere e anche qui su questo vi invito a riflettere quando ci dicono che Venezia può essere ripopolata con degli studenti, o sono figli di miliardari che possono pagare fior di quattrini degli alloggi, o comunque i giovani non possono essere adatti a una città così fragile e così difficile da conservare e da vivere, così costosa da vivere. Scusate questo cappello, ecco perché mi sono cimentata con la storia di questa piccola isola in questo grande arcipelago, ma è una storia di un microcosmo che riflette alla perfezione la storia dei secoli della città. Questa è l'immagine del primo libro a sinistra che avevo pubblicato nel 2004 per i festeggiamenti della restituzione dell'isola alla città, e questa è la copertina del libro che vi presento oggi. Nel XIV secolo la prima pianta di Venezia è questa di Paolino da Venezia, il quale che cosa inquadra? Inquadra l'essenza dell'arcipelago, cioè i canali navigabili, quelli che hanno consentito ai profughi sotto la pressione dei barbari di scappare e di rifugiarsi nelle isole, e in questa pianta noi vediamo la piccola San Servolo, in collocazione strategica perché è fra Malamocco, che fu una delle sedi del Ducato veneziano, l'ultima sede prima che la sede ducale si spostasse a Rialto. Quindi un luogo strategico, sia sul passaggio dei vari fuggiaschi veneti che fuggivano sotto la pressione delle onde barbariche, ma sia soprattutto fu un luogo in cui si ricoverarono i primi benedettini. San Servolo, già abitata prima dall'819 da chi? Dai benedettini che hanno cercato rifugio in laguna. È il primo insediamento benedettino in laguna, quindi siamo fra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. Era già insediato e organizzato il monastero nell'819, perché abbiamo un documento certo. Ma perché San Servolo? Chi era costui? Allora, San Servolo è un pargolo santo, martire, e è di origine triestina. Questo bambino scopre da piccolo, da ragazzino, di avere la vocazione e di voler solo vivere in Cristo, quindi lascia la famiglia, si ritira in una grotta che c'è ancora in Slovenia, appena passato il confine triestino, e in questa grotta vuole solo vivere in contemplazione e in preghiera, se non che gli compare Cristo e gli dice: guarda che tu devi tornare a casa perché i tuoi stanno soffrendo a causa tua. Il bambino, allora obbediente, ritorna sulla via di casa. Come vedete, chi si trova a sinistra? Questo è un bellissimo manoscritto cinquecentesco che troviamo a Trieste. Chi si trova? Si trova un drago. In realtà questo drago è il diavolo che gli sbarra la strada e gli sbarra la strada, e il piccolo Servolo fa il segno della croce e il drago esplode, va in 1000 pezzi. Quindi Servolo
fa il suo primo miracolo. A questo ne seguiranno molti altri, perché si scoprirà taumaturgo, si scoprirà appunto un bambino prodigioso e comincerà a preoccupare gli imperatori pagani. A destra vedete quel bassorilievo, è un bassorilievo che noi troviamo nella chiesa di San Servolo e ci dimostra che sicuramente il santo è quello. Sapete che molti santi hanno varie tradizioni, varie leggende che parlano della loro vita. Questo conferma che il santo della laguna e il santo triestino sono la stessa persona, perché abbiamo il santo che è nell'isola che mostra la croce e il drago che sta morendo davanti appunto a questo segno. L'imperatore numeriano viene a sapere delle doti eccezionali del giovane, del piccolo Servolo, e ovviamente manda i suoi armati perché vuole che che riconosca la religione pagana. Servolo non lo fa, perciò viene martirizzato. E il martirio di San Servolo viene ricordato a tal punto da Trieste che nella basilica triestina, che è sull'Acropoli triestina, ecco che troviamo la chiesa di San Giusto, dedicata al santo protettore di Trieste, e nel catino più antico, questo bellissimo mosaico, noi possiamo vedere da una parte San Giusto, che nello stesso periodo più o meno del martirio di San Servolo fu martirizzato per annegamento nel Golfo di Trieste, e dall'altra parte San Servolo. San Servolo fu preso, cercarono di ucciderlo in vari modi, ma lui riusciva a sopravvivere nella fede, finché a un certo punto l'hanno buttato giù da una rupe, gli hanno messo una spada nella gola e l'hanno abbandonato lì. Poi c'è stato, come spesso accade per i corpi dei santi, il mistero di dove fosse finito il corpo, poi fu rinvenuto, poi fu trovato, fu inumato all'interno proprio di un'arca della chiesa di San Giusto. E torniamo da Trieste alla nostra isola benedettina, che ovviamente segue la regola di Benedetto da Norcia, che la fondò, e che in laguna riesce ad esplicare meravigliosamente quella che è la regola ora et labora, cioè pregano, trascrivono i manoscritti antichi e lavorano. Ma attenzione, nella regola benedettina il labor non è il lavoro manuale, è opus, è inventiva, è il lavoro intellettuale, è il lavoro che si realizza insieme. Infatti i benedettini hanno i dormitori comuni, hanno gli scriptoria comuni, non hanno le cellette come altri ordini. E questo vivere in comunanza nell'isola che cosa sperimenta? Sperimenta la prima urbanizzazione della laguna. E infatti molti studiosi, penso a Perocco e Salvadori, che hanno scritto quelle bellissime opere Civiltà di Venezia, sostengono non a caso che furono proprio i benedettini a sperimentare i modelli di urbanizzazione dell'arcipelago. Quando noi passiamo da un'isola all'altra percorrendo un ponte, noi troviamo un campo, il pozzo per l'approvvigionamento idrico, tutte le case che si affacciano, la chiesa, gli orti, proprio come in un convento benedettino. Quindi questa sperimentazione probabilmente fu poi applicata su ampia scala in tutto il contesto veneziano. È suggestiva questa ipotesi, però se poi noi andiamo o andrete a visitare San Servolo, poi vi ritroverete in questa scala moltiplicata in tutto il resto di Venezia. Guardate che bello questo manoscritto che si trova in Marciana, in cui abbiamo tutti i momenti della vita, la chiesa, il lavoro dei campi, la preghiera, il lavoro negli scriptoria, quindi questa vita complessa e completa, e anche la sperimentazione ad esempio dell'approvvigionamento idrico con le cisterne veneziane che troviamo poi nei campi veneziani. Cosa interessante è che in questa piccola isoletta però
c'è una persona, c'è un abate, l'abate Giovanni, il quale diventa un protagonista delle trame veneziane. Ecco il titolo del libro, Trame veneziane, che è il primo punto, perché l'abate Giovanni viene intruso, cioè viene messo al posto sia del patriarca di Grado a un certo punto, sia del vescovo di Olivolo, perché in queste epoche, cioè nell'Ottocento, fine Settecento, inizio Ottocento, Venezia è una pedina in uno scacchiere alto Adriatico in cui ci sono forze internazionali, cioè i Franchi, il Papato, i Bizantini, che vogliono il predominio su questa laguna, su questi popoli. E Giovanni, l'abate Giovanni, ecco che prima con la famiglia Galbaio dei Duchi e poi con i partecipazzi gioca un ruolo politico molto importante, facendo un po' da alter ego di questi, prima patriarca poi vescovo, quando fanno i discoli e si appoggiano troppo a potenze straniere. E nell'819 ecco che abbiamo uno dei primi documenti della storia di Venezia. I due dei duchi, Agnello e Giustiniano Partecipazio, convocano tutti i contendenti e ha il sapore un po' della pacificazione fra questi. Pensate, non dovevano vedersi bene. E Giovanni era stato messo al posto degli altri due con la forza. E poi però si era ritirato quando aveva dovuto lasciarlo in questi posti di potere. E che cosa riceve in compenso? Riceve un grande appezzamento di terra verso Padova, a Sant'Ilario, e una cappella. Questa cappella diventerà il Pantheon dei Partecipazzi. Poi i benedettini dovranno abbandonarlo perché ci saranno delle alluvioni, lì corre i Brenta e quindi saranno distrutti e dovranno ritornare in città, guarda, vicino a Santa Caria. Ma interessante perché in questa data l'isoletta che era stata così importante viene praticamente abbandonata, viene usata solo per celebrare qualche rito come cappella ducale, ma diventa poi ancora importante nelle cronache cittadine, anzi nelle cronache politiche internazionali, quando nel 1001, dopo che Pietro Orseolo II ha ottenuto la sottomissione della Dalmazia, Ottone III di Sassonia in persona ritiene che questo piccolo ducato veneziano non è più tanto una pedina che si sposta facilmente, ma che bisogna andare a conoscere questo doge, questo Pietro Orseolo. E non lo fa in pompa magna, lo fa in segreto. Dice ai suoi che vuole andare a Pomposa per un periodo di ritiro e poi da Pomposa nottetempo si fa trascinare con una barchetta fino all'isola di San Servolo e hanno un incontro al vertice proprio con il doge Pietro Orseolo. Poi torna a Pomposa e il giorno dopo viene per i festeggiamenti in Palazzo Ducale. Quindi vedete il ruolo strategico e politico di San Servolo è ancora presente, ma resta sempre un'isola troppo piccola per le grandi aspirazioni degli abati che stanno a Sant'Ilario. Quando succede che a Malamocco incendi e alluvioni danneggiano tutto l'insediamento di Malamocco e soprattutto danneggiano il monastero delle Benedettine di San Basso, San Leone e Basso. Le povere benedettine allora supplicano il doge che gli dia un riparo da qualche altra parte e il doge gli concede San Servolo, anzi chiede ai benedettini di poter ospitare le monachelle. E qui abbiamo un momento in cui l'isola di San Servolo, passando da un cenobio maschile a uno femminile, perde di importanza, ma non importa, è abitata, è restaurata, è vissuta. Ma è vissuta come? In quegli anni, siamo nel 300, le monache, soprattutto provenienti da famiglie patrizie, erano monacate per forza, ma restavano femmine
di natura e di vocazione, e quindi rivendicavano anche la loro femminilità, soprattutto San Servolo, che si trovava nel punto di passaggio fra gli ortolani del Lido e la terraferma, che magari facevano anche delle fermate lì, e poi anche comincia a manifestarsi questo fenomeno culturale e più che altro sociale dei monachini, cioè anche persone nobili che sono chiamate così perché, non volendo dei vincoli sessuali stabili, cominciano a praticare i monasteri come se fossero castelli d'amore. I castelli d'amore si chiamavano a quell'epoca i pubblici postriboli. E San Servolo fu proprio considerato un po' come un castello d'amore, soprattutto quando ci fu una Foscari, Donata Foscari, che era, dicono le cronache, più propensa alle attività mondane che a quelle spirituali. Fatto sta che la credibilità del monastero ne pagò molto. Ecco, questo è un bellissimo codice miniato che dimostra come le monache fossero monache di clausura vissuta un po' allegramente, come vi dicevo. E allora bisogna rilanciare il convento. E c'è un'altra Foscari, Filippa Foscari, che è figlia di un triestino, è figlia di una Foscari e di Almerico De Giudici, che è triestino. E cosa pensa suo padre per rilanciare? Sapete che nel 300, nel 200, nel Medioevo, in tutto il Medioevo c'è stato un gran commercio di reliquie. Avere una reliquia, pensiamo a quello che non hanno fatto i veneziani per avere San Marco o per avere San Nicolò, cioè avere una reliquia significava promuovere il potere di una nazione, anche perché si rivendicava la protezione di un santo. E in questo caso Almerico De Giudici va a Trieste, sua patria, e chiede, niente po' di meno che al capitolo di San Giusto, di avere una reliquia di San Servolo. E gli danno un omero, ma hanno una bella teca che è a forma di gamba, è bella, è d'oro, è preziosa, piena di pietre preziose, e la portano in solenne processione a San Servolo con grande tripudio, con grande festa di popolo, e rilanciano il convento. In realtà però il monastero è rilanciato soprattutto da Lorenzo Giustiniani, il quale riforma o cerca di riformare tutti questi conventi benedettini. Le benedettine sono in pole position per quanto riguarda la vita allegra e con la sessualità molto scatenata. E cosa fa Lorenzo Giustiniani? Prende delle monache del povero convento della Santa Croce di Giudecca, le mette a San Servolo, e di solito i conventi poveri erano quelli più austeri, perché queste giovani di povera estrazione erano anche le più serie, che avevano vocazione, e quindi riesce a riformare il convento. Ma intanto sulla scena veneziana altre cose turbano gli equilibri fra Stato e Chiesa. L'interdetto. 1606 il Papa vuole punire Venezia scagliando l'interdetto perché ha usato punire dei religiosi secondo le leggi civili, perché rivendica il diritto di decidere sulle proprietà della Chiesa in suo territorio. Insomma, c'è un inasprimento terribile dei rapporti fra Stato e Chiesa, i gesuiti si schierano con la Chiesa, Venezia li caccia. E dove erano i gesuiti? Stavano dietro la punta della dogana nel convento di Santa Maria dell'Umiltà. Li cacciano via, e siccome le monachelle di San Servolo avevano un'isola ormai molto degradata, offrono loro di trasferirsi nel convento restaurato degli ex gesuiti. Risolvono due problemi con una mossa di scacchi, perché i gesuiti perdono il loro convento definitivamente e le monache di San Servolo avranno un nuovo convento. Questa è la politica veneziana nei confronti della religione. Questo è dove si trovava il convento dove stavano i gesuiti e dove si trasferiranno le monache con tutti il loro patrimonio librario, eccetera. E l'isola di San Servolo resterà abbandonata, un po' in degrado,
ma sarà utilizzata come deposito di granaglie, cosa molto importante perché Venezia ha delle distese di acqua e quindi ha sempre avuto bisogno di avere dei depositi di grano, non per nulla ha i pubblici granai proprio vicino al Palazzo Ducale, lo scrigno dei rifornimenti. Ma mentre c'è questo degrado dell'isola, succede un altro evento internazionale, la guerra di Candia, Venezia che è spossata dalle spese militari, non ce la fa più a reggere quella isola e è costretta a dare ricovero a 142 religiose che rischiano grosso, devono lasciare Candia. Venezia, da Stato che rappresenta la Repubblica ma anche la fede cattolica, ecco che le accoglie. E dove le accoglie? In un'isola, San Servolo. Queste 142 religiose, fra l'altro, di diversi ordini, si troveranno talmente bene in questa pace claustrale dell'isola che non moriranno mai. Tant'è che questo dottore Ludovico Testi, che scrive questo trattato, si preoccupa anche della longevità nella laguna di Venezia e nella città di Venezia. E fra l'altro cita più di anzi 3 o 4 casi di ultraottogenarie fra le monachelle di San Servolo. Cosa molto interessante dal punto di vista scientifico, allora lui fa varie elucubrazioni sul clima buono, sull'umidità e così via. Ma in realtà questo fatto della longevità delle monachelle mette in grande crisi il Senato veneziano, perché avrebbe bisogno dell'isola per farne l'ospedale per le sue milizie. La guerra per mare contro il turco brucia molte vite e soprattutto rimanda a casa molti feriti. C'era un ospedale, che era l'ospedale di Messer Gesù Cristo nella Punta di Castello, ma che era ormai un ospedale molto degradato. E quindi l'isola sarebbe proprio il luogo ideale, perché intanto è vicina alle bocche di porto, i feriti possono essere portati con le navi, possono essere curati, non scappano e possono essere rimandati a combattere una volta guariti. Ecco quindi ancora una scelta assolutamente di comodo e assolutamente precisa. Ma a chi affidare questo ospedale che funziona così male, gestito dai laici? Beh, ci sono dei fraticelli che arrivano di solito da Milano e sono dell'ordine di San Giovanni di Dio. Si chiamano Fate Bene Fratelli perché San Giovanni, che era stato anche rinchiuso in un manicomio, insegnava sempre a tutti a fare bene. Fate bene, fratelli. Cioè, aveva visto come funzionavano così male gli ospedali sulla sua pelle e quindi aveva fondato un ordine ospedaliero. Questo ordine aveva trovato la sua sede generale a Milano e i fraticelli milanesi venivano a Venezia. Del resto, dove meglio che a Venezia potevano venire a cercare gli alambicchi, i vetri per le loro pozioni, per appunto le loro fusioni, per i loro procedimenti alchemici, e dove meglio che a Venezia potevano anche trovare le spezie medicinali da lavorare. E questi fraticelli il Senato le conosceva bene, venivano a chiedere per pietà di ottenere queste donazioni, alcune le comperavano, erano però abili farmacisti, oltre che abili, diciamo, medici. E quindi chiede il Senato a questi fraticelli di poter gestire l'ospedale che va così male di Messer Gesù Cristo a Castello. Siamo agli inizi del Settecento e i Fate Bene Fratelli, che accettano anche per una piccola somma questo incarico di riorganizzare, fanno presente che è troppo obsoleto quel luogo e il Senato sceglierebbe l'isola di San Servolo, dove non muoiono mai però le sorelle sopravvissute. Allora alla fine ne restano 3 e le stabilisce nei vari conventi, nei vari cenobi di loro derivazione.
Liberata l'isola, cominciano i lavori al 4 giugno 1716 e l'8 ottobre i lavori sono terminati. 400 malati vengono spostati dall'ospedale di Castello e vengono portati appunto a San Servolo. Ma come è organizzato l'ospedale? Noi troviamo un'organizzazione ovviamente religiosa, c'è il priore, c'è il cappellano, ma c'è anche il farmacista, c'è il chirurgo, anzi ce ne sono 2 di chirurghi, e quindi c'è un'assistenza medica. Ma per noi può sembrare una cosa ovvia, noi persone del Novecento, che l'ospedale lo vediamo come il luogo della cura medica. Per un luogo religioso non era così ovvio. Per secoli la chirurgia soprattutto era stata proibita ai religiosi, perché ci si sporcava le mani con il sangue. E quindi i religiosi dovevano curare l'anima, ma non mondarsi le mani con la carne. Invece i Frati Benefratelli avevano ottenuto la dispensa papale per seguire i corsi di chirurgia, sia a Venezia, al Teatro Anatomico, dove si facevano, sia a Parigi. E erano diventate delle eccellenze nella chirurgia. Ecco quindi che la biblioteca che ancora troviamo all'ospedale di San Servolo è una biblioteca di eccellenza per il Settecento. Troviamo addirittura anche dei testi dei filosofi, quindi dei testi assolutamente rivoluzionari, ma i Frati Benefratelli erano dei medici e dei chirurghi molto aggiornati, e lo vediamo anche in queste forme di fasciature, e soprattutto c'era un farmacista. Loro si portano un ortolano, il quale dal 1716, quando arriva in 3 anni, al 1719, crea un orto botanico e comincia a produrre medicinali. A Venezia i monasteri non potevano produrre medicinali perché la corporazione degli spezieri da medicine era molto potente, non voleva concorrenza. Ma i Frati Benefratelli per i malati, i feriti della Repubblica, cominciano a produrre medicinali e il Senato si rende conto che i loro medicinali costano poco. E nel 1719 arrivano addirittura a dare in esclusiva ai Frati Benefratelli la produzione di tutte le cassette medicinali che dovevano essere imbarcate nella flotta della Repubblica, perché costavano meno e perché la qualità era molto migliore. Non vi dico gli spezieri di Venezia, fanno di tutto per far cassare quella delibera. Tant'è che ne fanno un'altra, prendono un'altra parte in cui si dice che nessuno può cassare quella delibera, perché al Senato e ai veneziani così conviene per la qualità e per i prezzi. E questa storia ci è un po' tramandata da questo bellissimo vaselame che ancora c'è rimasto della spezieria con tutti questi bei leoni di San Marco, nella spezieria appunto dei Frati Benefratelli. A destra c'è un quadro del Longhi che mostra come si lavoravano con alambicchi e con varie ricette si lavoravano i medicinali. E ancora tutti i libri di farmacia che ci sono rimasti nella biblioteca del convento. Ma cosa interessante è che nel convento ci sono anche altre presenze, cioè nel convento, nell'ospedale. Il lapsus mio non è casuale. Perché dico convento e ospedale? Perché a un certo punto l'ordine, quando ci si rende conto che il Senato paga una retta, quindi paga i Frati Benefratelli per la cura, dice no, noi non siamo dei mercenari, noi siamo uomini di chiesa. E lì sta per saltare il banco, cioè sta per saltare l'accordo fra il potere politico e il potere religioso, perché questi dicono no, noi abbiamo una missione, dobbiamo curare gratuitamente, non possiamo essere a vostro soldo. E allora c'è un accordo e si fa costruire loro un convento, in modo che il convento gestisse in maniera molto farisaica. Il convento gestisce l'ospedale e la Repubblica paga la retta per i ricoverati. Fatto sta che comunque i Frati Benefratelli riescono a organizzare magistralmente questo ospedale militare. Ma la Repubblica gli chiede anche un'altra cosa.
C'è una presenza che dà molto fastidio in città e da secoli dà molto fastidio, dal 1529. Cos'era successo? Nel 28, in seguito al sacco di Roma, 27, alle migrazioni, alla povertà che si era riversata in città, alla povertà dei ceti medio-bassi che avevano dei giovani sfaccendati che non sapevano che far altro se non vivere di espedienti e di malaffare, e i veneziani si ritrovano a gestire bande di giovani dai 10 anni in su, anche dai 9 in su, che sono pericolosi. E che cosa fanno? Il magistrato della sanità nel 1529 ordina che siano fatti dei rastrellamenti, si prendono questi ragazzi, si sbattono nelle carceri, si aspetta un attimo e si imbarcano come mozzi nelle navi. Verranno addestrati per essere educati al lavoro di mozzo nelle navi. Dopo 3 anni potranno diventare marinai e entreranno nella fraglia dei marinai. È un modo per inserire e rieducare. Ma questi mozzi dal 1529 ovviamente continuano a essere arruolati in questa maniera. Non c'era nessuna nave della Repubblica che potesse lasciare il porto senza prendere il suo carico di mozzi, che era calcolato in proporzione alla stazza della nave e al numero dei marinai. Perché siccome erano un po' facinorosi i fanciulli, poi erano anche nerboruti, cioè andavano dei 9 anni, ma arrivavano anche ai 14, quindi erano anche in carne, diciamo, e in grado di poter fare degli ammutinamenti se fossero stati troppi. Ecco perché nessuna nave poteva lasciare il porto dal 1529 in poi senza la certificazione del numero dei mozzi proporzionale all'entità della stazza e dei marinai, e però il capitano era responsabile quando ritornava di avere il mozzo e di averlo trattato bene, perché avrebbe potuto venderlo come schiavo. Quindi c'era questo controllo fatto dal magistrato della sanità. Questa è una fede che dimostra anche come passavano il vitto, che era una certa proporzione di biscotto e di razioni al giorno. Guardate la definizione. Questo sistema era finalizzato ad allevar marinarezza, cioè uomini di mare, idonea, e sbarbicar piante nocive, cioè sradicare le piante nocive, quindi per il reinserimento e la riabilitazione. Quindi vedete, i mozzi sono imbarcati a partire dal 1529, nel 1703 sono reclutati anche per la flotta da guerra e dal 1717 si stabilisce che vengano addestrati a San Servolo. Perché? Perché in quegli anni c'è grande povertà. Alcune famiglie, soprattutto Cesotti, versano in gravi condizioni economiche. Hanno molti figli, non sanno come sfamarli. Il magistrato della sanità fa molti proclami, cerca di indurre le famiglie a presentare i loro giovani per imbarcarli come mozzi. La guerra brucia molte vite, quindi c'è bisogno anche di molti ragazzi che vengano allevati alla marineria. Ma non si possono mettere nelle carceri, come stabiliva la legge precedente, perché la loro unica colpa è quella di essere poveri e di avere delle famiglie che non li possono alimentare. Perciò la soluzione è di metterli a San Servolo. Saranno addestrati per fare le pulizie nell'ospedale, saranno addestrati a quella che è la rigida vita non di mare ma quasi di mare o comunque militare, e poi saranno imbarcati per andare ad affrontare il loro destino e poi eventualmente per diventare marinai dopo 3 anni di apprendistato. Ma certo che è interessante questa presenza a San Servolo, perché è la presenza di una marginalità che mira al reinserimento. Questo è un proclama in cui si descrive appunto questa prassi, si dice resta limitato a soli 3 anni il loro servizio in figura di mozzi, e ancora si provvede alla correzione di quelli che fossero indisciplinati, promettendo una cattiva riuscita volessero con l'impegno
della pubblica fede iniziarli nella marinerezza, quindi si puniranno quelli che saranno indisciplinati, gli altri saranno invece compensati con un impegno. Ma c'è un'altra presenza marcinale in San Servolo, e quella della follia. A differenza degli altri stati, a Venezia non si è mai creato un manicomio, un reclusorio, cosa che invece nasce dal Settecento o anche dalla fine del Settecento in altri stati. Ma troviamo i pazzi furiosi nella fusta, cioè in questa nave che c'è in tutte le immagini di Palazzo Ducale, che voi vedete con il telo coperto, è la nave dove si addestravano i condannati a remare nelle galere, condannati che venivano anche dalla terraferma e che dovevano scontare una pena da più di un anno in poi e la scontavano a remo nelle galere della Serenissima. Ma non sapevano, alcuni di questi non avevano mai visto il mare, perciò erano addestrati lì. E poi erano imbarcati e il tempo della pena cominciava dal momento in cui si imbarcavano, cioè dal momento in cui diventavano utili alla Repubblica. Nella pubblica fusta, a un certo punto, dall'inizio del Settecento, si mettono i matti furiosi. Danno fastidio in città, non si sa come contenerli, ovviamente i maschi, perché le femmine tanto le chiudi in una casa, se sono monache in una casa in un convento, se sono in casa il marito o il fratello provvederà a rinchiuderle e a menarle. Ma i maschi, che sono magari nerboruti e che magari sono anche capi di famiglia, bene, vengono incatenati in fusta affinché non gli sbolliscono i loro fumi maniacali. Ecco, vedete, questa nave è ritratta in tutti i quadri del Palazzo Ducale. Io ne ho fatto la storia, ci ho impiegato molto sui documenti d'archivio per ricostruirne la storia, ma a un certo punto, dalla fine del Settecento, questo è il libro in cui tratto di questa storia, questa è l'immagine dei condannati al remo dei galeotti. Ma in fusta ci andavano solo i pazzi poveri, perché se un pazzo furioso che era incatenato in fusta aveva le possibilità di pagarsi una retta, lo portavano a San Servolo, cioè i matti furiosi paganti avevano questo trattamento di favore nell'isola ospedale militare. E così comincia quel destino che poi porterà San Servolo a diventare manicomio di Venezia. 1797 cade la Repubblica, viene la municipalità provvisoria e la municipalità provvisoria stabilisce che la fusta non possa più essere usata, che tutti siano uguali, tutti i cittadini devono essere uguali e hanno il diritto di essere assistiti, perciò tutti i folli che erano in fusta vengono passati a San Servolo. La fusta sparisce e San Servolo comincia a incrementare il numero dei suoi matti. È interessante l'ubicazione della fusta così centrale e l'ubicazione di San Servolo così marginale rispetto appunto all'inserimento e al rapporto fra la follia e la città. Sarà l'inizio dell'isolamento totale e quindi dell'isolamento manicomiale. Il numero dei pazzi aumenterà sempre di più a San Servolo. Vedete, dal 1725, come vi dicevo, durante il periodo della Repubblica sono i pazzi agiati, i pazzi borghesi, perché i patrizi venivano rinchiusi nelle loro ville, guardati a vista dai loro servitori, non volevano scandali, oppure li mettevano in qualche monastero, come nel monastero di Santo Spirito in Laguna. Invece a San Servolo vanno appunto quei pazzi borghesi, diciamo, che possono pagarsi la retta, oppure dalla municipalità provvisoria in poi i pazzi la cui retta viene sostenuta dallo Stato. Vedete, il numero di morti è abbastanza rilevante, cioè un quarto circa dei ricoverati muore, solo 4 suicidi, 24 fuggiti, dimessi 731. Il 24 ottobre 1802, per testamento di Ludovico Manin,
si creano dei nuovi edifici in San Servolo perché lui dispone che siano consegnati 100.000 ducati, bella cifra, da utilizzarsi parte nel mantenimento di tanti pazzi furiosi e mantecatti, parte per ragazzi di famiglie povere. Vedete ancora la liaison tra i poveri e i pazzi e mentecatti. E poi abbiamo che comincia la storia di San Servolo come manicomio. Francesco I, imperatore d'Austria, perché arrivano gli austriaci dopo i francesi, viene a visitare San Servolo. Ci sono 570 ricoverati, un numero enorme. E nel 1827 c'è questo medico, Giovanni Battista Pozniak, detto Duca, che vuole accentrare tutti i pazzi delle province venete e della Dalmazia all'ospedale civile. E il fatto è che comincia a trasferirli. Questi arrivano dalla terraferma, si imbarcano sulle barche e nell'estate del 1826, anzi 28, che cosa succede? Che tutti i canali veneziani sono carichi di queste barche pieni di alienati, come li chiamavano allora, che non sanno dove portare, dove farli sbarcare. Vanno all'ospedale, non c'è lo spazio, vanno a San Servolo. E così è una situazione allucinante. Il Pozniak intanto se ne è andato perché ha trovato posto altrove, è un grande scandalo e alla fine, nel 28, si collocano i furiosi a San Servolo e i tranquilli al civile. Ecco che comincia l'istituzione manicomiale articolata a Venezia. E nel 29 il padre generale Luigi Portaluppi chiede che si mandino al civile le pazze perché non riescono a gestirle. Un luogo religioso di religiosi maschi fa fatica a gestire le pazze, fra cui ci sono anche le sifilitiche. L'ultima fase della sifilide è la follia, per cui non era assolutamente appropriato che rimanessero a San Servolo. Sarà accontentato solo nel 34. Questo periodo è un periodo che assiste alle spoliazioni, prima napoleoniche, poi alle secolarizzazioni anche austriache. C'è la spoliazione delle chiese, dei conventi, vengono portati via gli incunaboli, i manoscritti, i quadri, eccetera. Però San Servolo, grazie anche al suo priore Luigi Portaluppi, da tutto questo ci guadagna. Ci guadagna statue da Santi Giovanni e Paolo, ci guadagna i pavimenti da Murano, altari. Insomma, riesce a ottenere parte delle opere che sono state tratte dalla secolarizzazione di altre chiese e di altri conventi. Tant'è che l'isola fiorisce nel restauro, la chiesa viene abbellita, viene decorata, vengono introdotti i due angeli accanto al timpano, che fanno da corredo ai due famosi campanili. Restano però dei bassorilievi che sono del vecchio convento benedettino, che sono molto belli, sono del 400, con dei santi. Poi se andrete nell'isola li potrete osservare il tutto. E il restauro sarà fatto con grandissima cura. E così nasce, questo è l'interno della chiesa, anche la chiesa è arricchita e torna anche l'omero di San Servolo, grazie a padre Portaluppi, perché i francesi cosa avevano fatto? Nella loro smania di distruggere tutto avevano fuso la teca che lo conteneva e pare, chissà da chi appartiene poi questo omero, ma comunque è stato recuperato questo omero che ufficialmente è di San Servolo grazie e restituito appunto al culto. Queste sono alcune delle statue recuperate e l'organo Nacchini che viene preso dalla chiesa pure secolarizzata di Santa Maria del Pianto, quella che adesso si trova vicino all'ospedale civile di Venezia. Ma chi era la popolazione così numerosa di alienati, come li chiamavano allora? Erano soprattutto persone affette da alcolismo e persone affette dalla pellagra. La pellagra è la malattia che colpiva i veneti polentoni. Erano molto poveri i veneti, quindi si cibavano con un'alimentazione
di polenta, quindi alimentazione a base di mais, e povera di vitamina C. Questa avitaminosi produceva questa malattia che si chiamava pellagra e che era caratterizzata dalle 3D: dermatosi, diarrea e demenza. Erano i 3 stadi che portavano poi alla morte, una morte terrificante, perché iniziavano grattandosi, poi avevano la diarrea e poi all'ultimo stadio erano la demenza. Molti di questi ricoverati e con una sana alimentazione riuscivano pure a guarire. E questo lo vediamo nei registri con le foto. Allora si comincia a usare la fotografia per registrare appunto come entravano, in che condizioni e come uscivano. Bene, molti di questi malati colpiti da frenosi pellagrosa, vedete, entravano che avevano questa facies distrutta e poi uscivano molto ricomposti e guariti. Quindi questa era una malattia sociale, poi un'altra malattia era appunto l'alcolismo. Queste immagini sono quelle che ci danno anche così la misura di come fosse mantenuto il manicomio e vi sono varie narrazioni anche di cronisti che dicono che quando passavano vicino, soprattutto quando a Portalupi si sostituisce Prosdocimo Salerio, che è un altro padre, il quale sostiene la forza terapeutica del lavoro nei campi e anche della musica. Tant'è vero che poi il manicomio di San Clemente sarà dato a Cesare Vigna, che sarà amico di Verdi e che curava appunto con la musica. Verdi dedica la Traviata a Cesare Vigna, che sarà il direttore del manicomio di San Clemente. Ecco, e quando ci furono dei cronisti che vollero fissare nelle memorie anche dei visitatori illustri, nelle memorie le esperienze lagunari, bene, indicavano anche questa esperienza di passare vicino a San Servolo e di vedere questi malati che facevano musica. In realtà molti erano anche così usati come zimbello, ma in ogni caso il Prosdocimo Salerio utilizzò anche questo tipo di terapia, sia col lavoro nei campi, per le donne col lavoro nelle sartorie e poi anche con la musica. Questa era l'immagine di San Servolo e questa invece è l'immagine nel 1847 del manicomiale, l'ala manicomiale che ancora vediamo che fa angolo fra Rio dei Mendicanti e le Fondamente Nove, che venne eretta per ospitare le maniache nell'ospedale civile di Venezia, proprio per toglierle da San Servolo. Ma la soluzione non poteva essere definitiva, perché le maniache erano troppe e l'ospedale civile non bastava. Tant'è che si risolse così, ecco, questa è la reclusione che ancora possiamo percepire in tutte le grate e soprattutto possiamo percepire nel museo che ha accolto tutte le testimonianze della vita del manicomio, quindi le sezioni dei cervelli dei malati che morivano, perché secondo il concetto lombrosiano la malattia mentale non era un prodotto della società, ma era un qualche cosa che derivava dalla genetica o comunque da una situazione, da una condizione fisica. Le camicie di forza, le fasce di contenzione, le cinture di contenzione, le manette, questi erano tutti sistemi che se uno non era matto lo facevano diventare. Questi erano i manicotti dove bloccavano le mani degli alienati e questi invece erano la produzione artigianale, alcuni prodotti artigianali dei ricoverati. E poi non mancano le docce, la doccia a amplesso e la doccia a getto. Da notare che questi sistemi non erano usati solo per la contenzione e per la repressione delle patologie psichiatriche, ma erano usate anche nei molti siti termali e anche negli alberghi termali veneziani. La cura con l'acqua era una cura molto diffusa. Questi erano i bagni in acqua fredda per calmare i bollenti spiriti e i trattati di balneoterapia e elettroterapia che erano applicati non solo negli ospedali psichiatrici ma anche nelle vildo europee.
e non ultimo anche nei grandi hotel termali veneziani che pescavano l'acqua dal Canal Grande. Io ho scritto un libro su questo, e anche la cura con l'elettroterapia era praticata anche dagli strati più agiati della popolazione per varie cure nervose. Poi si arriverà all'apparecchio per elettroshock. Tutte queste fotografie sono state scattate nel museo della devianza che c'è a San Servolo. Queste sono le ubicazioni della malattia mentale, come vi dicevo, maschile a San Servolo, poi femminile ai Santi Giovanni e Paolo, ma non basterà più questa soluzione in città e nell'isola per accogliere tutta la malattia mentale. Perciò si penserà ad un'altra isola, San Clemente. Era un'isola in cui andavano i patrizi a fare i loro esercizi spirituali, era sede di un monastero, guardate con tutte le cellette. Peraltro da San Clemente parte proprio la peste del 1630, perché arriva il barone di Mantova, ha lo sguardo un po' febbricitante, ma non vogliono metterlo al lazzaretto, vogliono trattarlo bene, lo trattano così bene che gli fanno acconciare le stanze da un falegname che torna a Castello, e da lì parte la pandemia. Ultima pandemia, per fortuna, dell'età moderna, e l'ultima pandemia di peste a Venezia. E comunque l'isola di San Clemente, ecco che era così per tutto il Settecento, arriva così fino a metà Ottocento e viene trasformata così dal Beroaldi, che sarà l'esperto che dovrà creare un manicomio su modello dei grossi reclusori di Vienna o di Parigi. Nel 1873 la direzione viene data, come vi dicevo, a Cesare Vigna, grande amico di Verdi. Queste sono delle immagini, una cartolina, e San Clemente resta manicomio fino al 1992. Vi dicevo, quando poi l'isola fu data e utilizzata, venduta al privato, e adesso è un grande hotel. Succede un grande scandalo agli inizi del Novecento perché si ritiene che padre Minoretti di Fate Bene Fratelli gestisca male il manicomio e sevizi i reclusi. Era facile allora adoperare quei sistemi di contenzione molto duri, ma c'è anche una tendenza anarchica, laica, a cacciar fuori i Fate Bene Fratelli. Non sappiamo quale dei due è più forte, se il desiderio di giustizia e di umanità o il desiderio politico di cacciar fuori i Fate Bene Fratelli. Fatto sta che nel 1904 le due opere pie, San Servolo e San Clemente, vengono unificate e vengono affidate a questo Ernesto Bonvecchiato, che era unico direttore di San Clemente. Interessante all'interno di San Servolo come due affreschi narrino queste due diverse gestioni. A sinistra la gestione di Fate Bene Fratelli, a destra quella laica della gestione seguente. E all'interno dei giardini, che sono molto belli, sopravvivono dei momenti di fede religiosa, come in questa Madonna del Rosario, che è barocca. Restano ancora l'immagine dell'isola di San Servolo, e arriviamo nel 1931 al passaggio dei manicomi alla provincia di Venezia e nel 1978 alla legge dovuta a un veneziano, al nostro Basaglia, il quale con questa legge 180 determina la chiusura di questi luoghi di reclusione. Il 13 agosto del 1978 gli ultimi malati lasciano San Servolo. Molti si trasferiscono a Marocco, che è questa struttura aperta. San Clemente passa all'ULSS, come vi dicevo, e poi viene venduta, e finalmente la provincia decide il restauro con contributi europei e recupera le testimonianze esponendole nel Museo del Manicomio, ricostruendo, anzi conservando l'antica spezieria, la biblioteca medica,
le testimonianze del passato. E questo libro io l'ho scritto appunto perché conoscere e conservare la tradizione non è certo adorare la cenere, ma tener vivo il fuoco. Io mi auguro che i veneziani, voltandosi indietro, i residenti, che sono non solo veneziani di nascita, ma veneziani d'amore e d'adozione, facciano di tutto per fare in modo che queste nostre isole restino ancora una parte della nostra città e che la città resti ancora delle persone che la abitano. Grazie.